Le donne nelle nuove economie e nella democrazia diffusa. Questo è il tema del convegno dedicato al ruolo femminile attivo nell'ambito professionale. Il relatore Romano Toppan è intervenuto assieme alla Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. Il servizio. Venerdì 11 maggio si è tenuta una conferenza al Centro Culturale Leonardo da Vinci di San Donà di Piave, promossa dalla FIDAPA, la Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, in cui si è parlato del ruolo delle donne nell'economia e nella democrazia diffusa. Il relatore, Romano Toppan, ha affrontato un esame di tutte le forme di economia diffuse ai nostri tempi, dall'economia della conoscenza e dell'informazione all'economia della felicità, l'economia dell'inutilità che interessa l'ambito del gossip, l'economia del dono e dell'abbondanza, dando una risposta al come le donne socialmente attive possono impegnarsi in queste nuove forme economiche. Le rappresentanze femminili hanno voluto far sentire la propria voce e dimostrarsi interessate a una cittadinanza socialmente e culturalmente più attiva, responsabile e soprattutto solidale. Essere cittadine attive significa avere consapevolezza di sé e compiere azioni concrete, essere tenaci e coraggiose. Attraverso excursus filosofici e citazioni appartenenti a personaggi del passato, si è tracciata un'esposizione delle lotte femminili verso l'ottenimento della parità dei sessi. Si è parlato di lavoro domestico e delle particolarità che contraddistinguono le donne dagli uomini, come la risoluzione dei conflitti attraverso la negoziazione, anziché mediante la lotta. Romano Toppan, docente universitario alla Facoltà di Scienze della Formazione a Verona, ha insistito sul fatto che le donne possano compiere un'azione che contrasti le forme più negative dell'economia, al fine di favorirne altre più compatibili con l'uguaglianza di opportunità tra giovani, uomini e donne stesse. Un no alla prepotenza, quello espresso venerdì scorso dalle donne che hanno partecipato alla manifestazione, per un sì al benessere e alla competenza.